La sua caratteristica disposizione ad anfiteatro incastonato in mezzo ad una folta vegetazione di rigogliosi boschi fa di Ozieri una delle città più interessanti dell'isola e il suo centro storico per dimensioni supera addirittura quello di Cagliari e Sassari. Il tessuto urbano è costituito da un fitto intrico di ripide stradine gradinate arricchite da pavimentazioni che si affacciano su slarghi, piazzette terrazzate e giardini. Caratteristiche sono le costruzioni di Ozieri, chiamate altane e sutee, loggiati di origine ottocentesca ancora oggi presenti nelle abitazioni. A causa dei limiti naturali la città si è estesa in altezza. Non sorprenderanno dunque le elevate palazzine un tempo abitate dalle famiglie più agiate. Nel Medioevo il paese prende il nome di Ottieri, toponimo di origine paleosarda che la tradizione vorrebbe far risalire alla presenza di 8 villaggi costruiti dove oggi sorge il paese. La zona fu certamente frequentata fin dalla preistoria. Dalla grotta di San Michele prende il nome la celebre cultura di Ozieri, che nel Neolitico recente si diffuse in tutta l'isola. Il paese visse un felice momento artistico nel XVI secolo con il cosiddetto Maestro di Ozieri, uno dei protagonisti del Rinascimento sardo. Tra i luoghi più interessanti il civico museo archeologico e la taverna dell'Aquila, collezione di un privato che raccoglie migliaia di testimonianze degli antichi mestieri ozieresi. Amici, ci siamo trasferiti a Ozieri, un paese che offre davvero una delle testimonianze più preziose del Neolitico in Sardegna. Adesso ci troviamo all'interno del museo archeologico dove ci accoglie la direttrice Lucrezia Campus. Buongiorno Lucrezia. Buongiorno. Allora, qui veramente ci sono tantissimi preziosi elementi della antica cultura, ma perché si parla di cultura di Ozieri? Cultura di Ozieri è un nome, un simbolo ormai nell'archeologia della Sardegna. Si parla di cultura di Ozieri perché era la maniera con cui si denominavano alcuni periodi, i nuovi ritrovamenti, gli si dava normalmente il nome del posto dove venivano individuati. Quindi con cultura di Ozieri si individua proprio il Neolitico recente sardo, perché sono state le scoperte fatte a Ozieri che pian piano hanno potuto classificare quei reperti come appartenenti a quel periodo neolitico. Ecco, qui abbiamo tanti reperti che provengono dalle grotte di San Michele. Sì, la grotta di San Michele, che è stata la prima indagata dopo la scoperta avvenuta intorno agli anni 15 del Novecento. Diciamo in un primo momento, anzi alla scoperta molta popolazione si introdusse portando via dei reperti che oggi sono tornati al museo come donazioni private. È sicuramente una delle scoperte più importanti dal punto di vista proprio del delineare la bellezza dei prodotti di questa cultura è la famosa Pisside di Ozieri, che ha questa decorazione straordinaria. Noi abbiamo introdotto anche un vetro per poter vedere che era decorata anche sulla base, perché sostanzialmente poi questo era un vaso da appendere, come mostrano i fori lungo il bordo, quindi era vista anche da sotto. Che materiale è? Allora, questa è ceramica, una ceramica straordinariamente fine, completamente eseguita a mano chiaramente per il periodo, che è stata ulteriormente lucidata a stecca o comunque con un altro strumento, successivamente poi è stata grafita con tutti questi motivi che sono stati variamente interpretati e che però ritornano diciamo in quello che è il quadro esornativo della cultura di Ozieri, e in particolare ad esempio questa doppia sono ritenute corna di muflone, appaiono anche nelle Domus de Jana, così come questi motivi ricordano le protumi taurine presenti nelle Domus de Jana, particolare sicuramente questa stella, ecco, che un po' non si ritrova sostanzialmente nel quadro esornativo delle Domus de Jana. Ora chiaramente su tutto questo vengono date varie interpretazioni, le ultime correnti sono che si tratti di motivi fitomorfi, cioè vorrei rappresentare la ricchezza della natura, insomma. Ecco, però io continuo a insistere sul fatto che fanno parte
di una serie di decorazioni che nelle Domus Dejana invece vengono definite diversamente e soprattutto vengono definite protumi, insomma, quindi. Poi quali altri elementi di rilievo troviamo in questo museo? C'è anche una sezione dedicata ai bronzetti nuragici. Beh, diciamo che il Museo di Ozieri si caratterizza non solo per la ricchezza e la bellezza delle ceramiche, per tutto il materiale di pietra, quindi per la littica, ma essendo un territorio che aveva 7 giacimenti metalliferi, chiaramente la bronzistica di periodo dell'età del bronzo, ma anche del calcolitico, ha una rilevanza notevole. Voglio ricordare che in questo territorio è stato ritrovato il famoso ripostiglio Catina nel 1921 con 90 asce, cuspidi di lancia, veramente un materiale splendido, peraltro è unico nel suo genere perché non era materiale raccolto per riutilizzo, ma era non utilizzato, cioè erano pezzi nuovi nascosti evidentemente per qualche necessità. Qui alle nostre spalle abbiamo il lingotto egeo a forma di pelle di bue, questo è un elemento interessante. È un'altra delle scoperte straordinarie avvenute ad Ozieri, mentre si faceva una casa colonica in un nuraghe di cui esisteva solo un cerchio. Le fondazioni di questa casa ruppero proprio il pavimento della cella e lì c'era un ripostiglio intero di questi lingotti cosiddetti a pelli di bue. Ozieri ha potuto acquisirne uno, pesa circa 30 kg di rame puro e pone dal punto di vista così dell'analisi diversi problemi. Ha assodato che intanto un valore premonetale, cioè come avere una moneta molto grande, il fatto di essere stato nascosto sotto il pavimento di un nuraghe pone diversi problemi, cioè era il tesoro del capotribù, era invece il tesoro dell'intero villaggio. Città dal 1837 per decreto regio, Ozieri presenta una serie di caratteristiche davvero molto interessanti, soprattutto nel suo centro storico. Ne parliamo con Fiorenzo Saturno, appassionato ed esperto della sua città. Buongiorno Fiorenzo. Buongiorno, allora, ben arrivati nella mia città. Grazie. Proprio qui alla nostra destra c'è una delle strutture tipiche di Ozieri. Parliamo un po' delle caratteristiche dell'architettura. Allora, Ozieri è una città antichissima, vanta un centro storico di tutto rilievo per ciò che riguarda le strutture architettoniche delle costruzioni. Non so se avete notato, sono strutture che hanno più piani e rispetto al resto della Sardegna ha notevole importanza. E in particolare ci sono le case, come può essere questa, che sono caratterizzate dalla sutea, che è un terrazzo coperto a colonnine, e da un'altana che sta nella parte più alta dell'abitato. E quindi la città, che si è impreziosita di questi elementi architettonici, vanta questo centro storico così ben curato e restaurato, e in questi ultimi anni la politica è quella di esporlo al grosso pubblico, del turista che si intende di queste cose e che apprezza queste architetture impreziosite, come può notare, da elementi gotici aragonesi. Ecco, perché quando risalgono altane e sutee? Allora, qui siamo in presenza di una casa che è stata costruita addirittura nel 1400 dagli spagnoli. Abbiamo avuto la bellezza di 500 anni di dominazione spagnola e le caratteristiche della sutea e dell'altana, che sono nomi prettamente spagnoli, significano la copertura dal sole di tutto ciò che veniva custodito a quelle altezze, e l'altana dominava in genere i palazzi signorili, quindi questi erano i palazzi dei nobili, perché Ozieri vanta la bellezza di 12 famiglie spagnole nobili che mano a mano sono scomparse negli anni, però mantiene il decoro e la bellezza architettonica a cui facevo riferimento. Ecco, il centro storico di Ozieri tra l'altro è probabilmente uno dei più estesi della Sardegna. Sì, il centro storico di Ozieri, ben curato nei minimi particolari, come può essere l'arredo urbano, i camminamenti, gli angoli, la suggestione che crea, è uno dei più grandi della regione, perché seppure circondato da una conca di colline,
mantenendolo in una situazione planimetrica piana, ha un'estensione enorme di circa 20 ettari, per cui ha una caratteristica che si compenetra con una situazione geografica particolare. Ecco, diciamo che Ozieri fu anche sede in antichità di una serie di importanti istituzioni, rimangono appunto anche gli edifici. Sì, gli edifici, lei si immagini che c'è una legge regionale, così come per gli Stazi della Gallura e le capanne in Falasco di Oristano, ha una caratteristica che è stata sancita da una legge regionale, cioè vengono salvaguardate queste architetture perché sono uniche nell'isola, nella loro maestosità, nella loro esecuzione, perché se può notare si tratta di esecuzioni di artisti che erano gli Scalpellini di un tempo, e Ozieri di questi artigiani era ricca e ne esportavamo un po' ovunque in tutta la Sardegna. Per cui noi stiamo pensando che, pur essendo stata in passato sede vescovile ancora oggi, poi è stata sede di prefettura, sede di tribunali, sedi di ducati, di tante sedi di una certa importanza, Ozieri ha quel passato che vuole recuperare. Grazie mille Fiorenzo. Amici, adesso ci spostiamo da qui, fra pochissimo ci rivediamo alla Taverna dell'Aquila. Adesso parliamo di cucina, perché stiamo per darvi la ricetta di un piatto tipico di Ozieri, che sono i sospiri. Ci troviamo nella casa di Peppino Saba, in questa casa museo che è chiamata Taverna dell'Aquila, pensate, perché c'è una bellissima aquila imbalsamata che poi vi faremo vedere, e qui ad aspettarci c'è zia Giusta. Buongiorno. Buongiorno, come sta? Bene, grazie. Allora, grazie per l'accoglienza. Intanto adesso mi siedo qui vicino a te, così mi dici la ricetta dei sospiri. I sospiri di Ozieri sono proprio i dolci tipici. Sì, il dolce tipico di Ozieri, che si è sempre conosciuto, penso che dipenda dagli spagnoli, che sia venuto in seguito alla... Non importa, dai. Vabbè. L'origine la scopriremo. Comunque io li ho sempre conosciuti, sia per le cresime, per i battesimi, per le grandi occasioni. E poi si continuano a fare ordinariamente. A fare sempre un dolce, ed è molto richiesto anche fuori come dolce, perché è un dolce che dura, e poi è solo di mandorle ed è sano anche. Lo possono mangiare anche i celiaci, perché non ci va farina, nulla. Ecco, perfetto. Così che... Allora adesso diamo le dosi per fare tutto questo cesto di sospiri. Dunque, questo sono 2,2 kg di sospiri, e ci va questo. Allora, 250 grammi d'acqua, Ok. 2 limoni grattugiati. Sì. Qui ho già tutto preparato, magari per essere pronti. Ecco. Mezzo chilo di zucchero, va tutto rimestato e portato ad ebollizione. Ecco, quindi noi facciamo finta qui di avere un fornellino, stiamo girando sul fuoco. Porta ad ebollizione un cucchiaio di miele. Miele preferibilmente Miele sardo, sempre prodotti sardi. Mettila qua dentro così non si spacchia. Dai che io giro, tu metti. Ecco, si gira un po', si porta a ebollizione, si fa una specie di sciroppo, no? Quando è ben cotto, allora iniziamo a buttare le mandorle che vanno mischiate. Ci vanno 500 grammi di mandorle dolci e 100 grammi di mandorle amare. Noi adesso abbiamo messo quelle amare. Macinate. Queste sono state mandorle fatte in bianco, poi pulite e lasciate asciugare, poi Le macinate. avevamo anche intere, vero, le mandorle? Sì, le mandorle sono queste qui. Eccole lì. Vanno macinate, possibilmente nelle macchinette antiche, quelle che si usavano una volta per la carne, hanno un rullo speciale per le mandorle, perché questo gli ozieresi ci tengono, le donne ozieresi. E poi che cosa succede? Allora, tolte queste, si mettono al forno, si infornano e si portano a una gradazione di 100 gradi. Perché noi abbiamo fatto prima, abbiamo spianato questa pasta, poi l'abbiamo praticamente abbiamo ottenuto dei dischetti. Poi si immergono queste fatte prima, questi sospiri fatti prima, si immergono nella glassa e poi abbiamo questi. Il risultato finale è questo. E adesso noi ce li mangiamo. Non finale, perché poi vanno ancora incartati.